Si parla di prevenzione oggi, una campagna che l'Assessorato alla Salute sta facendo sull'allattamento al seno. Stiamo vedendo tanti operatori riuniti. Quanto è importante oggi fare queste campagne e quanto è importante anche parlare e spiegare alle mamme quello dell'allattamento al seno. Nell'ambito della prevenzione primaria, il programma regionale dell'allattamento al seno, inteso come sostegno e come promozione, si sta rivelando essere uno dei punti strategici nell'ambito del macro obiettivo 1 del piano regionale della prevenzione, perché si è visto che i benefici sono davvero innumerevoli di un allattamento naturale rispetto a quello del latte formulato. La Regione Sicilia purtroppo gravita nell'ambito di una ipotetica classifica nazionale negli ultimi posti. Questo perché c'è un problema profondamente culturale che va da un lato smontato e orientato. La vera libertà da parte di una mamma è quella di garantire e difendere le proprie scelte e non quello di percepire l'allattamento naturale come una privazione e quindi una limitazione dei propri spazi. Sostenere a livello regionale significa agire a livello culturale, ma mettere anche a disposizione conoscenze, spazi, dimensioni a forma di un espletamento funzionale e naturale che si è visto in base alle più o meno recenti, ma le ultime consolidano gli orientamenti della letteratura internazionale, evidenze scientifiche che magnificano il livello di protezione dell'allattamento materno nei confronti del neonato, che si è visto avere un valore protettivo anche per patologie cronico-degenerative che normalmente si manifestano a decenni di distanza, quindi un impatto anche economico dal punto di vista dell'assistenza sanitaria assolutamente grande, e per questo deve essere sostenuto sia con una base di programma sia con una base di impegno da parte degli operatori del settore. La dottoressa Daniele Falconeri è un dirigente del CEFPAS che organizza oggi questa iniziativa di promozione per invogliare la gente, le mamme ad allattare al seno. Ecco, iniziative come queste quanto sono importanti? Io dico che l'allattamento è il gesto più naturale, più importante e meno condizionato che ci sia, no? In realtà così non è, perché anni e anni di evoluzione sociale magari hanno cambiato l'approccio a questo gesto così intimo e così bello, così importante per la salute della madre ma anche per quella del bambino. Allora l'importanza di un programma regionale che è partito dall'assessorato della salute e dal servizio 5 del DASOE, proprio per mettere a sistema un po' tutti gli elementi, per cercare di fare in modo che l'attenzione alle madri specializzata, che viene da parte dei professionisti in primo luogo, che sono a contatto con la donna e che possono aiutarla a conoscere e la possano sostenere e supportare in questa pratica che sicuramente è impegnativa, ma sicuramente diventa tanto più naturale quanto più l'informazione e le cure che le vengono dedicate e il sostegno anche non soltanto della rete familiare, ma anche direi importantissimo quello della rete sociale. Quindi tutta una serie di iniziative ben coordinate che partono da momenti di policy, perché l'idea è quella di aderire a un modello ben codificato e scientificamente efficace che è quello dell'OMS UNICEF, convogliando quindi su ospedali e comunità, quindi territorio, il lavoro di tutti i professionisti per far sì che questa pratica possa essere condotta in maniera efficace, ma soprattutto alla luce di tutte le evidenze scientifiche più moderne.